Ancora un buongiorno, ben trovati all'appuntamento in diretta con A Voi la Linea. Domani ricorre la giornata della memoria per non dimenticare l'orrore dei campi di sterminio. E in questa giornata l'ANED di Pordenone presenterà un progetto unico a livello nazionale che propone le testimonianze dei deportati raccolte in una quarantina di audiolibri. Per i dettagli dell'iniziativa sentiamo Daniele Micheluz. Buongiorno da Pordenone, siamo all'interno della sede dell'ANED, dell'Associazione Nazionale degli Ex Deportati, in compagnia di Patrizia Del Col. Domani è la giornata della memoria, 27 gennaio, tante le iniziative su tutto il territorio regionale e anche qui a Pordenone. Allora, in particolare, che cosa state preparando per la giornata di domani? Allora, domani presenteremo, dopo quella che sarà la cerimonia istituzionale presso il monumento, avremo la presentazione del nostro progetto audiolibri, con un'iniziativa dal titolo La voce dei libri, nella quale presenteremo appunto il nostro progetto di registrazione audio dei vari testi, delle varie testimonianze che stiamo raccogliendo già da 2 anni quasi, grazie al lavoro dei donatori di voce dell'Unione Italiana Ciechi e delle associazioni del libro parlato di Feltre e di Verbania. Domani presenteremo in particolare degli estratti dal libro La storia di Savina di Marko Kozlovic. Abbiamo voluto partire dalla storia di Savina perché è la storia di una donna deportata. Le donne hanno raccontato molto meno perché sono state poco credute, poco considerate purtroppo, e quindi ci sono poche testimonianze o sono molto tardive. Savina è una donna che è stata deportata a Ravensbrück quando era già incinta all'8° mese e suo figlio Danilo è nato nel campo di Ravensbrück, ma naturalmente dopo qualche giorno è morto. E quindi domani faremo sentire alcune parti di questo audiolibro che abbiamo appunto raccolto, con delle immagini anche che si riferiscono alla testimonianza che abbiamo raccolto in video alcuni anni fa grazie appunto al nostro socio Marko Kozlovic, che da anni segue e raccoglie l'archivio della memoria sulla deportazione di tutta la regione. Un progetto a livello nazionale, questo quanti titoli siete già riusciti a raccogliere e soprattutto si tratta di libri che avevano avuto una piccola diffusione che voi avete rilanciato in qualche modo? Sì, certo, ad oggi abbiamo circa una quarantina di titoli già registrati e disponibili in modalità audiolibro appunto. Sono in larga parte anche dei piccoli testi che noi abbiamo voluto raccogliere proprio con la finalità anche di conservare delle testimonianze, delle pubblicazioni che magari molto probabilmente andrebbero perse perché sono stati delle piccole testimonianze che i deportati hanno voluto raccogliere magari in testi anche brevi, in piccoli libri eccetera, stampate poi in poche copie solo per la diffusione tra i familiari e gli amici, e che quindi, non avendo alle spalle magari una casa editrice, non sono stati diffusi e sicuramente rischiano di andare persi, e con questo andremo a perdere noi un patrimonio importante di testimonianza e di conoscenza. Strumento fondamentale anche per le scuole, grande il lavoro che voi fate con i ragazzi. Sì, anche questo si inserisce negli materiali, negli strumenti che cerchiamo di mettere a disposizione delle scuole, delle attività didattiche, per fornire un ulteriore elemento di conoscenza e di comprensione ai ragazzi. Dopo il libro di Savina leggeremo per esempio anche alcune parti della testimonianza di Ivo Rosset, un nostro concittadino proprio di Pordenone, che aveva realizzato dopo il ritorno dal lager un piccolo libretto con la sua testimonianza, e leggeremo anche delle poesie raccolte da Piero Maieron, che è stato il fondatore di ANED Pordenone. Grazie allora a Patrizia Del Col, tante le iniziative che appunto sul territorio regionale prenderanno vita domani per
ricordare il 27 gennaio, giorno della memoria. Da Pordenone è tutto, a voi la linea. Grazie a Daniele Micheluzzo. Un viaggio tra gli ecomusei del Friuli Venezia Giulia, dalla montagna al mare. Lo propone in un suggestivo documentario Ente Friuli nel Mondo, che ha realizzato il filmato grazie al sostegno della Regione. Ce ne parla il presidente Loris Basso. Ente Friuli nel Mondo, con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, ha realizzato un video dedicato agli ecomusei riconosciuti della nostra regione. Ma fra le diverse iniziative e i programmi che vengono attuati dall'Ente Friuli nel Mondo con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, abbiamo ritenuto interpretare il nostro territorio per promuoverlo, visto la impossibilità di avere degli scambi interpersonali in questo particolare momento. Far conoscere il territorio del Friuli Venezia Giulia attraverso quelli che possono essere i nostri ambasciatori, che sono i friulani all'estero, è un momento, è un'occasione importante. Un tema particolare, visto che abbiamo avuto il piacere di conoscere la Roberta Cortella, nativa friulana di Montereale Valcellina, però è una professionista, regista che lavora a Roma. Abbiamo interpretato e rivisitato i 7 ecomusei riconosciuti dalla nostra regione, che partono dalle colline, dalle montagne del Pordenonese, da Magnago, attraverso la Carnia, giù fino al Carso, e quindi far vedere queste bellissime particolarità, questi luoghi naturalistici che talvolta non sono neanche conosciuti dei nostri abitanti qua in regione. Ecco perché abbiamo voluto fare questo documentario che grazie a Telefriuli presenteremo. Lo troverete nei prossimi giorni anche sui nostri canali YouTube dell'Ente Friuli nel Mondo. Il legame con la propria terra è un filo invisibile. Un paesaggio affettivo diverso per ognuno di noi. Spesso al volto di gente amica, passa attraverso un gesto o un'emozione, corre lungo i riflessi di un torrente o sul profilo di una montagna. Questo è un viaggio nelle nostre radici, negli strati culturali della nostra terra, il Friuli Venezia Giulia. Seguiremo il filo impalpabile che lega passato e futuro, tradizione e cambiamento, l'arte del singolo e la forza di una comunità. E lo faremo attraverso quelle realtà che oggi si prendono cura del nostro territorio, custodendo e tramandando il suo patrimonio identitario. Si chiamano ecomusei. Ma cos'è un ecomuseo? È un museo senza muri e senza pareti. È un territorio, la sua natura. Boschi, campi e sentieri. Acque, pietre e paesi. Dalla Carnia al mare. Di qua e di là da laghi. Un ecomuseo è una comunità. La nostra gente, de nasce Jud. La nostra tierra. Il nostro fare e sapere. Les nostres mans. Sono les nostres lidries che viene trasmetti alle nuove generazioni. Ecco, questi ecomusei si trovano in quali comuni del Friuli e di che cosa trattano? Ad esempio l'ecomuseo di Paolaro tratta dei Boscadors, mentre gli altri di che cosa si occupano, che cosa raccontano? Ma se vogliamo partire dal mare, addirittura da Monfalcone, no? Partiamo sui cantieri navali per attraversare sul Carso fino nel Gemonese, possono trattare e fino poi arrivare fino appunto a Magnago con gli altri, diciamo, le peculiarità anche dei piccoli boschi, dei boschi particolari, naturalistici, difatti sono musei a cielo aperto. E quindi sono dei posti che sono salvaguardati grazie a tanto volontariato. Qui in questo caso vorrei ringraziare in modo particolare la Chiara Aviani, che è la coordinatrice del Museo Lissaganis, che ci ha coordinato in tutti i 7 ecomusei. Sono delle meraviglie che veramente meritano essere visitati e pertanto prima cerchiamo di farle conoscere. Ci rivediamo tra poco con la seconda parte di A voi la linea.
Una storia lunga 100 anni, quella della scuola Mosaicisti di Spilimbergo, ma anche tanti progetti per il futuro. Sentiamo. Presidente, una ricorrenza importante, 100 anni di storia, che cosa rappresentano per lei, per la scuola e soprattutto che futuro vede? La scuola Mosaicisti di Friuli oggi, 22 gennaio 2022, compie 100 anni. È una storia lunga, ricordiamoci appunto che è nata 100 anni fa come prima grande occasione di formazione professionale per tanti giovani già nell'immediato dopoguerra, e per raccogliere degnamente il testimone di questo folto gruppo di mosaicisti e terrazzieri che tanto si era sviluppato nel nostro territorio nei secoli scorsi. E oggi come allora la scuola Mosaicisti del Friuli continua a essere un centro di riferimento internazionale per tanti giovani che da tutto il mondo invece vengono adesso in Friuli, vengono a Spilimbergo per diventare maestri mosaicisti. Il futuro della scuola sarà sempre più entusiasmante sia per quanto riguarda l'offerta formativa sia per quanto riguarda le grandi opere, soprattutto di abbellire sempre di più l'area della nostra scuola, che è già bella ma diventerà ancora più bella con le opere che andremo a realizzare da qui a qualche anno. Presidente, quali sono state le tappe più significative di questa storia? Le tappe significative sono state tantissime, dalla fondazione che è stata un pochino travagliata, nel senso che doveva sempre partire, poi non partiva mai, poi alla fine il comune di Spilimbergo, il sindaco di allora ha deciso di addirittura creare un edificio proprio ad hoc per questa scuola. Via via ci sono stati dei momenti di grande entusiasmo, ricordiamo per esempio il periodo del Foro Italico Roma, 10.000 metri quadri, la piscina olimpionica, tanti lavori. Poi c'è stato un leggero momento di declino intorno ai primi anni '80, poi invece la ripartenza, grazie anche alla Regione Friuli Venezia Giulia che crede molto in noi, e sempre di più siamo ripartiti e adesso siamo lanciatissimi verso il futuro. Quanti studenti, quanti ragazzi conta? La scuola quest'anno, nonostante la pandemia, che ha sempre comunque continuato a lavorare, perché ricordiamo grazie proprio alla Regione Friuli Venezia Giulia e a un'ordinanza fatta proprio per la scuola Mosaicisti, ha sempre potuto lavorare perché all'80% siamo laboratoriali. E quest'anno sono una sessantina gli allievi della scuola, ricordiamoci che i nostri sono tutti maggiorenni, sono tutti almeno in possesso di un titolo di scuola media superiore, ma tanti sono i laureati soprattutto in architettura che vengono qui da noi, dicevo una sessantina in provenienza da 14 nazioni diverse. Per fortuna ancora lo zoccolo duro è rappresentato da allievi della regione Friuli Venezia Giulia, circa il 38%, un 17% ancora residenti nel resto d'Italia e poi il resto veramente vengono dal Sud America fino ad arrivare alla lontana Corea e Cina. Assessore, lei gioca in casa, no? È spilimberghese, rappresenta la regione Friuli Venezia Giulia. Cosa rappresenta per lei la sua Mosaicisti e soprattutto che cosa sono 100 anni di storia? Credo che la scuola Mosaicisti di Spilimbergo, poi nel tempo divenuta scuola Mosaicisti del Friuli, in questi 100 anni abbia saputo dimostrare come si riesca a fare formazione, istruzione, ma anche la capacità di riuscire a trasmettere il nome di Spilimbergo, della regione Friuli Venezia Giulia, in tutto il mondo, attraverso le opere realizzate, attraverso gli studenti che portano il nome di Spilimbergo del Friuli Venezia Giulia in tutto il mondo, attraverso un'attività che in 100 anni ha dimostrato di sapersi sempre innovare. Questa è una delle caratteristiche vincenti che consentirà di proseguire questa attività benemerita di cui beneficia l'intera regione. Una grande festa oggi, 100 anni della scuola di Mosaicisti, che cosa rappresentano per lei, Vescovo? Il centenario è sempre un anniversario, una tappa significativa per le persone ma anche per le istituzioni. Ecco, il nostro territorio ha questa specialità, il mosaico di Spilimbergo, che sappiamo essere diffuso in tutto il mondo. Ecco, questo centenario diventa un auspicio perché continui ancora la formazione intanto di giovani e che possano continuare a portare in Italia, nel nostro territorio e nel mondo anche questa specificità dell'arte
che quando la si contempla porta sempre nel cuore di ciascuno serenità, gioia e pace. Quindi l'augurio è che la scuola possa continuare e possa essere sempre un punto di riferimento anche del nostro territorio nel mondo. Grazie a una donazione di un terreno ad Aiello, l'associazione di volontari Gli Amici di Poldo di San Vito al Torre realizzerà un nuovo spazio per accogliere i gatti malati abbandonati. Di cosa si occupa la realtà Amici di Poldo? Noi siamo un'associazione che negli anni è diventata sempre più grande, non come interessi ma come territorio su cui funziona. Noi ci occupiamo di gatti, materialmente, nel senso che ci occupiamo dei gatti incidentati, dei gatti non voluti da nessuno, quindi abbandonati, e fisicamente ci occupiamo del loro sostentamento, del loro recupero, anche psicofisico, fin tanto che riusciamo a darli in adozione o liberarli di nuovo nel loro territorio se gatti di colonia. E di sterilizzazioni, sia dal punto di vista di promozione sociale, quindi spieghiamo di informazione, che tanto fisicamente di sterilizzazione, dando anche la possibilità di avere le gabbie e trappole, quindi le portiamo, aiutiamo, spieghiamo come si funzionano e se necessario aiutiamo i privati a portarli avanti e indietro, perché non tutti sono, magari sono anche persone anziane, quindi noi fisicamente li aiutiamo a recuperare i gatti, a portarli, a liberarli. Quanti siete nella vostra associazione? Sempre troppo pochi, sinceramente. Abbiamo una presidente, una super presidente e una vice che fanno il lavoro al 90% e poi ci sono vari volontari e ne approfitto per fare una campagna di cercasi disperatamente volontari. Le necessità sono tante, il lavoro è tanto, c'è chi ha più tempo a disposizione e chi ne ha meno, diciamo che ognuno dà quello che può. Il nuovo progetto invece nel comune a fianco, ad Aiello del Friuli, si tratta di un'ex area adibita c'era un camping per cani, diciamo un'area cani, e ci è stato regalato questo, c'è stata fatta una donazione di questo campo e tuttora il progetto prevede di fare una recinzione di questo campo, nel quale poi metteremo delle casette e faremo delle zone diverse a seconda delle necessità dei gatti che andranno a viverci, diciamo. E poi ci sarà un'area dedicata solamente ai gatti che purtroppo devono stare chiusi per necessità di malattie, insomma, quindi gatti incidentati piuttosto che gatti comunque malati, perché è necessario tenerli in un certo contesto, al sicuro, al caldo, proprio per recuperarli. E poi prevederà anche una zona, vorremmo anche adibirla proprio a una vendita sempre dei nostri oggettini, diciamo, per recuperare i soldini necessari proprio al mantenimento dei mici. Ecco, c'è un numero elevato di abbandoni purtroppo di gattini. Sì, esattamente, le campagne sono state fatte, negli anni la situazione è migliorata, ma siamo ancora ben lontano da quello che è il sogno di tutti gli animalisti, insomma, un buon equilibrio. Purtroppo i gatti sono, diciamo, molto prolifici anche e la gente tuttora non vuole sterilizzarli. Quindi il nostro compito è proprio quello di andare a informarli che la sterilizzazione non è contro natura, ma è un atto d'amore proprio nei confronti dei gatti. Piuttosto che abbandonarli è meglio sterilizzarli prima. Questo comporta anche una miglior vita per il gatto stesso, che andrà incontro anche a un minor numero di malattie, sarà meno in giro nel caso anche di gatti liberi, proprio perché non avrà la necessità di far chilometri per incontrarsi, diciamo. E per l'appuntamento di oggi con A Voi la Linea è tutto, io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di giornata, arrivederci.